Pensate quanto lungimiranti sono stati coloro che hanno dato vita a questa fiera, ma è il segno dei tempi, nel senso che questa è diventata una fiera che innanzitutto è come il percorso degli elefanti, ormai è un tratto storico inviolabile e che non avrà nessuna regressione, dall'altro rappresenta un'occasione per parlare di produzioni, per parlare di nuove tecnologie, di ricerca, diciamolo fino in fondo, relativa all'agricoltura, e poi è anche un grandissimo presidio identitario, perché Fiera di Santa Lucia è un grande presidio identitario. Ma guardi, se ne dibatte tanto, ogni anno mediamente faccio questa dichiarazione e mediamente mi fate la stessa domanda, nel senso che io sono convinto che ormai le fiere si siano consolidate. In provincia di Treviso c'è questa, c'è Godega di Sant'Urbano, e poi c'è qualche altra realtà, e pensare quantomeno a economie di scala, condivisione di cartelloni, di promozione e altro potrebbe portarci verso una direzione magari in futuro di condividere molto di più. Beh, io lo dico sempre, è un successo non casuale, è un lavoro diciamo decennale da parte appunto degli organizzatori, che però alla fine non hanno fatto altro che alimentare e dare diciamo un'ulteriore offerta sempre migliore, sempre nuova a tutto il settore dell'agricoltura, ma anche a una fiera che sa essere oggi al passo con i tempi e sa essere trasversale. È anche una grande festa, un momento di incontro per gli agricoltori, ma anche per il popolo, insomma per i ragazzi, per le famiglie. Non dimentichiamoci che qui poi, oltre al settore specializzato dell'agricoltura, si trovano anche tutte le eccellenze del territorio, si trovano poi laboratori per i ragazzi, collaborazioni con le scuole, tutto quello che è anche le baby farm, tutto quello che è insomma il settore appunto delle eccellenze nostre che le famiglie apprezzano sicuramente. La bellezza di questo evento è che la fiera rappresenta uno spaccato della nostra società, come fosse dicevo prima, una grande piazza dove si celebra il lavoro, ci mancherebbe il duro lavoro dei nostri agricoltori, delle nostre aziende, dei rappresentanti di categoria, cioè tutte le persone che si occupano di territorio, di suolo, dei prodotti che noi mangiamo, di quelle che sono anche le aspettative per le future generazioni. Però l'idea che ci possa essere anche una restituzione attraverso progetti sociali grazie alla generosità delle nostre imprese, questo testimonia ancora di più che questo evento diventa ancora più grande, ancora più bello e ancora, lasciatemi dire, più importante. Sono molto orgogliosa ed emozionata di essere a questa edizione 1364 della Fiera di Santa Lucia. Toccare con mano, conoscere gli espositori, gli appassionati del mondo dell'agricoltura e vedere soprattutto così tanti bambini. Una fiera trasversale che si propone non soltanto appunto per gli addetti ai lavori, ma anche per quelli che è il nostro presente, sono i bambini.